Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Autonoma della Sardegna, in prentas 2022-2023, le regionali 22-2018, articolo 22. Amigos caros, amigos stimaus dessa Radio Televisione Sarda, ben ritornaus a questo atto più bello a pizza sa poesia, d'ogni gira, ormai siamo in pari de uns cantu mesi, e oggi siamo accanto a de Vaschigedda, e dunque uno pregia per manno e tutto de cose che teneu su d'ogni gira posa trovia in pari. E uso a fuori de poesias, de cose belle, de poetas, de questo mondo che c'è in Sardegna, come si muove, di tutto funti venni, funti organizzandi, premi, concorsi e tutto canto, e noi a questionare con amigos caros, con ospiti e con Anna Cristina Serra. Saluti a tutti. Saluto a tutti, Ottavio, grazie per questa regione che accanto de Vaschigedda nareus che sa poesia forse si intende finché dei pruso che tutto insomma sa sahido che si intende delle feste de Vaschigedda, o Natale come si nata in altri luoghi, si predispone di maniera differente. E dunque un pregio per banno e tutto, questo di oggi. E un altro pregio che tenere amigos che appunto tornate, intanto Clara Farina da presento te, una società passata a doppia torrai o due cose, uno può posizionare su premio traballo e cittadinanza, questa cosa speciale che tenevo in Terranova, e poi potrà ad apportare un altro poeta a mano. Ma adesso vende una cosa che non deve più fare, giusto? Cosa che deve controllare lui, sul regolamento è chiaro, e dunque non da tu. Oggi devo dire sta vai, vince se poi taccate in giustarma de Sarrevesa, tu si presentava Clara, ma devo presento su Vradia, Alberto Farina, chi esti a sua propria maniera, mancai in un altro dritto una boga arta in suburo, poi che esti in dai su traballavo tutto sa vita, i sicchi a traballare vostra difesa di diretto su des cristiano, su del suo traballo, delle istruzioni, della sanità, insomma, mancai forse devo questionare pure dei commenti un premio di poesia se pozzi a capiai antipensavo da capiai a un'organizzazione sindacale importante come tessa CISL. Con casa devo presento a Alberto Farina, che è su presidente della FNP Federazione dello Pensionato in Sardegna. Grazie Alberto. Beh, certo che questo premio un po' che da fuori sono bene aggrosidati, poi io non più solo di uscire con te che antipensavo di organizzare un concorso di poesia proprio in su mondo, del suo sindacato e tutto, del suo traballo, di questo mondo. Dunque è stata a contare un bene cosa bella. È un premio ancora piccino, ancora in nascidroggio. Su primo anno mi pare, già adesso a chiestare. Ma anti portato su poeta e tutto, che ha vinto la prima edizione. Anti tio su poeta, che è Vincenzo Pisano, che è avveso a come tenai una tematica in poesia sua che pertoccano a me da su sociali. Vincenzo Pisano è un poeta insomma importante che a difesa della lingua sarda organizza un premio letterario a parte dell'invento di appetotto, nauscetti che anche uno spruso importante, in su 78 su premio Zieri, poi ha di imprentare riccio libro, su sa bocca, fuello spespisausa su ento, con su che vincere su Michelangelo Pira, e stringo e tavo Vincenzo Vuru, c'è da una trasmissione, proprio di tutto su che ha fatto. È vero, sai. Ha pubblicato Vincenzo Posta Biblioteca, con Posta Biblioteca de Babele, in cura di Nicola Tanda, 6 in Santologia Prodi, in cura di Emanuele Vettini, e bio che però Zazettio, tu voro sottimo da nascidroggio a Ramaduras, sottimo nascio. Grazie Vincenzo. Poi io so fuori dai dessa poesia che ha vinto su premio della Barlo e Cittadinanza e finza se adesso avete caso tua.
A Costau de Vincenzo, noi attidaus a Vini Scola, Sini Scola, che però su premio è Vini Scola, poi gli organizzatori si sono andati poita di questo nome, che insomma si ricorda una cosa di cultura in Sardegna, no? Noi in Sardegna scetti, devo questionare con Pietro Brundu, che è componente della giuria, con Santino Marteddu, che è su che ha inventato su premio, ma poeta e sicuro premiato in Medas premio di poesia in Sardegna, e devo regionare, insomma, in maniera più affine a fini. Sì. E poi, con lo spuntonello, però, tenevo sempre a Nicola Loi, che sa da regalare i versos che hanno serrai voi questa puntata di oggi, come da sempre. Santino Marteddu è stato pure presidente del Rotary, perché in noi comprendi il ruolo di questa istituzione e tutto canto, ma ci si tanta a contare, anzi potevo cominciare subito a conoscere, mancare su premio di scuola con Pietro Brundu, ci si conta da chi ne organizza da Itae su compito e tutto del Rotary, questa organizzazione di Osatus e tutto canto. Buonasera a tutti. Tanto noi siamo un'associazione di amigos, una compagnia di amigos, ma che a che parte del Rotary International. Questo Rotary è un'associazione che ha 46.000 club in tutto il mondo, quindi noi siamo uno dei soltanto che è nascido in Siniscola dal 1989. Cerchiamo di scaricare cosa possa vita dei Siniscola e per tutto sul territorio che bello è a corso, cercando di anche convegni o di fare che conosca su chi ha bisogno, del bisogno della gente, su chi si può insomma, cerchiamo di anche scaricare cose bene. Ma da via bilacchimus all'acchere, altre via non bilacchimus. Però si impegno sempre, come è stato l'impegno, pure può essere una manifestazione importante, che è diventata importante, che da 8 anni come che abbiamo questo concorso di poesia, e che è nascido su 2002. 2002 che hanno un presidente dell'anno, perché su questa associazione che il presidente cambia cada anno, quindi non va a dire che non è nata. Ma Pietro, è vero che quando è nato questo premio si accostava a una manifestazione a Pizza Subino, no? Sì, sul primo anno che abbiamo Santino Marteddu, che è ideatore di questo che non ho visionario, no, devo non visionario. Non si dare, però ha due passioni, a parte della sua famiglia e del suo lavoro, ha una passione che su vino è stata la poesia. Noi siamo in cale ordine, però uno sa, basta comunque. È da stata accumulata. È stata accumulata a spari, si è andato, abbiamo un concorso, vino e poesia. E cerchiamo di ponere in mezzo tutte queste cose. È tanto andato. Cerchiamo su vino e lo cerchiamo noi. Quindi vino della zona, chi nasce della zona, e poi noi stare, andiamo noi in cantina a lo prelevare, a lo piccare e a lo assaggiare pure, quindi abbiamo tutto. Insomma, a questo tempo è nato, questa poesia, poniamo come tema della poesia una sezione sola, a rima o a versos i sortos, su vino. Su primo anno è stato un anno bello, veramente un anno importante, che ha dato un risultato importante, come concorso di vino e come concorso di poesia. Ma è stato belle 90 produttori di vino che non si è battuto su Vinisoro e una sessantina di poesie che hanno partecipato a questo primo concorso di Viniscola. Beh, poi sul primo anno andava bene tutto, no? Poi tutto come è stato a Santino Marteddu, ha invitato tutti i poeti della Sardegna, un bel impegno, quindi si è dato teacchiere, e me hanno risposto, hanno dato risposta positiva, partecipando e dando anche un bello contributo in termini di qualità di ciò che è stato arrivato. Sul primo anno è stato un anno, il primo anno è stato il presidente l'ha fatto
su Biade Giacomino Zirottu, Ah, Giacomino. del premio Sì. di Posada. Posada. E ne ha fatto parte me da poeta, me da esperto della lingua sarda, come Paolo Pillonca, come Vittorio Sella, Giovanni Piga e altri che come Michel Mentico, poi è stato presidente come fino a come è Antonio Canalis del Supremo dei Ozieri. Quindi siamo contenti di succamo su seminato, insomma, questo seminato che sul risultato sono buoni. E poi arrivavo a Ocanno e questa ultima edizione, ma prima voglio andare, ma qua a Terranova, poi proprio sono del suo primo anno e in noi è un'ausa, prima edizione su tema via Subino e dunque da questo mondo, posato si è fatto tutta pizza sa identità, cittadinanza, su traballo, mi pare che sia questo su tema che ha fatto nascere questo concorso, no Alberto? Sì, soprattutto l'abbiamo dedicato a una persona che ha fatto meglio sul sindacato e poi ha pure in qualche modo aiutato a essere come tornare a ricongiungere la gioventù con gli anziani. Questo è stato l'artefice di un festival generazionale che è stato fatto a Firenze con tra gli anziani, noi anziani e i giovani. Ha portato personaggi importanti, uno prodotto, Bauman ha fatto su una conferenza a Firenze tra giovani e anziani. E in più è stata una persona che ha fatto medico sindacato. Questo è Gigi Bonfante, no? Sì. Bonfanti. Gigi Bonfanti. Fra l'altro si vive da amante della Sardegna e della lingua sarda. Darei sempre la seconda regione mia è la Sardegna. Io si vive parmigiano, quindi romagnolo, però veniva spesso in Sardegna e il taia a Sadomo in Multamaria, quindi all'Acnasa di Olbia. È stato fra l'altro uno delle 6 persone che è stato concorso meda a fare questa riforma della sanità in Italia, sa 883 del 78, quindi che ha dato la possibilità di avere una sanità universale. E è stato collaboratore di Tina Anselmi, che è stata l'artefice della sanità in Italia. E quindi noi siamo pensati in Sardegna, issa fra l'altro una cosa che è strana, è molto pensando in Sardegna. Ha traghettato la macchina a Livorno con la famiglia, arriva da questa cabina, poi è un attimo è morto, di infarto. E fra l'altro vedi è primario di cardiologia, quindi non era sempre che vedi, insomma, su sindacalista medico. Quindi questa caratteristica che è, però è la sensibilità sua. E fidi amante della Sardegna. E noi siamo qui di onorare questa figura, facendo appunto questo premio e coniugando su travaglio con cittadinanza. Chi ha travaglio ha cittadinanza. Questo è su slogan, soprattutto su chi noi riteniamo come il sindacato, chi si une a suo travaglio ha cittadinanza non è ricattato di nessuno ed è importante che questo chi sia. Ma c'è un'altra cosa che hai posto in organizzazioni caponesi impari, differenti genias, i giovanos, i beccios e tutto quanto. Commenti, Clara, come te che si può impari giovanos e beccios in questo premio? È un premio, naramos intanto diverso dai esosateros, no? E via bruite è un sindacato che si occupa da solito siamo abituati che sono comuni, associazioni culturali, socioculturali che si inventano un premio, no? In Sardegna abbiamo contato 200 di premi, abbiamo contato, ma da più di un momento che viene più di 200 premi. Quindi si queria fare qualcosa di diverso in saida che non essere sa vesta e sa castanza o del suo boccheddu e si va a chiedere un premio poesia, che è una cosa straordinaria. Quando qualcuno mi ha mento assubbiato Nicola Tandali naraiada, sì ma professore, ma non ci sono troppi premi in Sardegna. E su naraiada, soi premios devono essere cantos o campo de calcio. Tanta campo de calcio cade in ogni ida, che deve essere ogni ida deve essere su campo di calcio e su premio suo.
Pruitte su campo de calcio una raiada, allenada su coipus, su premio allena sa mente. E sa poesia ti va che dà la possibilità di va che crescere sa mente, come te narra, s'anima, ecco. Quindi tanto questo premio fatto da uno sindacato è una cosa curiosa in Sardegna, ed io l'ha passettato un altro frate mio che me l'ha proposto, forse se isso che donare l'ha fatto pure ad una sorella che è mia che si occupa di poesia e pure ad una mamma che è poeta, forse se non li vi bene mai a conca. Si può dire che farra del sacco farina, tutto gusto, che sicuramente si danti... E quindi a che entregare a questo amico suo, sindacalista, questo premio. E noi certamente sul tema voi, sul tema come tenere più importante, no? Sul tema dei suoi lavori. Che è un tema che tocca da sol giovane canto sos anziano che l'hanno perduto o chi lo sono ancora accettando e sol giovane che lo devono ancora agattare questo lavoro. Ecco, quindi un premio che ha una caratteristica sua, credo che sia meta importante, sul fatto che uno sindacato si occupa poi di poesia. O forse il tribunale da voi, se mi tocca tornare su tempo. Sì, tornare dopo. Poi è lì. Sicuramente proprio Anna Cristina, Annau, Fiaffenseri, proprio a suo premio Viniscola. Come te pensavo di Duzerei Aici e tutto quanto? Contasi. Abbiamo pensato in Mannu, abbiamo pensato a Vinitali, ma... Vini andava bene, Italia non fa, ma non che andava bene Italia, però abbiamo in scuola, come intendere, che poi un significato importante pure legato a si scuola proprio. Quindi, come intendere, che a posso vino, come posso la poesia, tocca di imparare alla sacra, tocca di imparare. Bella passione, bella che li nasciti, però tocca della carriera. Per la carriera tocca di studiare, di scrivere questa cosa, se no non si può dire che nulla si sta improvvisato. Hanno imparato tutto da questo concorso di vino e di poesia. Hanno imparato che hanno su vino, che la chiana prima, che ne attenzione, che ne dare sul tempo giusto di maturare, di coccare sacchina, di hackere su vino. E hanno imparato sui poeti, che ovviamente non siamo stati noi a imparare sui poeti, però i poeti hanno un'ispirazione differente. Diversa, tu li dai. Devono dire la verità, che sui primi anni sono stato veramente belle poesie, che un bello risultato. Poi, come uno dei suoi primi anni che beste, mi venne nato che ha vinto i premi, Mario Sanna, Maria Teresa Inzaina, Gianfranco Garruccio, Giuseppe Tirotto, Marinella Sesto, Mario Cartabrocca, Lorenzo Pugeddu, Francesco De Martis, Antonio Porco, Tottore Cherchi, Antonio Piras, cioè tutti gente poetas che sono medas che tanto l'abbiamo usata qui abbiamo cominciato a fare due sezioni e danni importanti proprio a questo a si scuola. Abbiamo cercato di porre in mezzo su spizzino di si scuola. Abbiamo invitato a scuola a partecipare a questo concorso di poesia. Da sanelli la libertà che chiediamo a suoi maestri, a suoi insegnanti, di dire può coinvolgere spizzino in questa poesia. Tocca denari che non è che sta andando benissimo, ma dar via, tocca di rispettare certe cose che non vanno bene, tocca bicchiere l'autorizzazione di curso, autorizzazione, e allora abbiamo un po' abbiamo rinunciato, abbiamo a lasciare perdere che insomma creiamo sacre, però siamo andati avanti su Mattessi, sempre con la stessa passione, danno risalto a tutto ciò che arriviamo in su corsi di poesia e di vino scuro. Però tocca, secondo me, a Gherrai Torra, a pizze di scuola, di ciocchetti, è vero che ci sono mille problemi, però si può dire mancai, passai e torrai, arrivai a coinvolgere i ciocchetti, poi è un'opera di Rubella, si fa questa cosa, dunque
tocca da a guerra con dei prusu, ma secondo me Qualcuno in lei ha tempo iscritta benidori e o torre. non sempre. Qualcuno lei ha iscritta a qualcosa, perché pizzina è iscritto. Sì, sì. Qualcuno è iscritto, però tocca a denare questa verità, No, cioè... un paio d'anni, però 2 anni l'abbiamo fatta. Però- Questa partecipazione Beh, non finita perché sormastra fino in Paco, che ti intendiamo. Ma voi sapete- Primos a rifiutare la poesia sarda, de norma sono sormastro di scuola e mastro di Medas scuola. asum prusu, Per voi invece siete due esperienza che da agenti poieo, che Sì, come te mastras si manco manus. invece santi fatto meda, come te vanno a Ledda, che non so conoscevo, come te Bicherette Maria Francesca qualcuna che si Manca. dedica. Però è sempre tutto la sa volontarietà, però succede pure che spizzinno, quando uno insiste a dususcicai, a saccabu poi fonti issos che ci tornano a lingua sarda ad uomo, che posso fare un esempio pittico, appunto uno di più, esau, de Santo Lussurgio, Francesco Gambino, a traballare Meda, Francesca Manca, Dio si uno suburo, un altro concorso di poesia, no? A Pustisi, sa mamma di scritto, e noi sono premiata in Santo Sparao, che hanno passato con un premio, ha scritto un conto in prosa, eppure su babbo siciliano, cioè Lunai, su Pizzino ci creda e ci meda, che trasmette di questo entusiasmo a sua famiglia. E dunque, certo, è difficile in questo tempo ancora di bruso, però... Ma si votò narrare un'esperienza che ha proprio dai vago, ma da rivido in Messenger un'ambasciata, un messaggio di una pizzina che a Sagala io ho refutato questa amicanza in Facebook perché questa io ha scritto signor Masciotto, magari è questo Masciotto, cara professoressa Farina, le scrivo perché sono stata sua alunna nel 93 a Porto Torres. E mi ricordo sempre quando insieme all'insegnante di italiano faceva un corso sulla poesia. Ricorderò sempre la sua interpretazione dell'Albatros di Baudelaire. E come ci tenesse a farci amare la poesia tanto da tirare la cimosa alla mia compagna perché non eravamo attenti. Ma la poesia mi è rimasta nel cuore. E io vorrei poterla rivedere, insomma, finì a Gasi questa cosa. Ma mi ringrazia Ieda, da poi sono passato dai 90 a Battoro. 30 anni. 30 anni. E mi hanno dato con Iuada, che gli ha dato una bizzareggia, e chi stimai essa poesia. Stimai essa poesia perché vi l'ha pincucciata, incravata in conca, come si narra. E quindi una mastra è fondamentale, si deve sta buona ura, sta buona soste, deve agattare una mastra come si tocca, non ti lascia dimenticare mai, e questa passione di Enidi è stata imparare tutta la vita. Questa trasmette di suggestima, da ognuno trasmette suggestima, e che sì. Clara stima questa poesia non c'ha duda per una. Sì. Ma poi Biada adesso sa dire che hanno portato su Sardo in scuola, e dunque un po' rifai. Possiamo perdere. Prima o poi. Ancora il Stato italiano deve ratificare la Carta Europea. La Carta Europea della lingua. Non l'ha ancora fatto, e tanto siamo ancora recettendo. Quindi, mille passaggi politici ancora da fare, e non è che è facile, abite su saldo, come è lingua normale, Nicola. Come è lingua, come si insegna da tra lingua straniera o italiana, subito a chiedere, però non è facile ancora. Però siamo in mezzorenno rispetto a 20 anni fa, che noi in scuola si fa idea su saldo, avanti 20 anni, che 20 anni fa che si fa idea su saldo, ti ponevano in punizione. Fu proibito. In noi è proibito l'uso, ma non tieni non dionanta, non che non tenga, non dionanta sa dignità di ogni vera in saldo in io mi dai questa mastra. Chi bevrà con le contraddizioni. Io dopo mi pare non stato puntata a Saoi, si esperienza cosa mia, devi ciocchiedo, quando ci stavamo su saldo, c'era su maestro un quarto elementare, ma donna una spettiata in linna in noi, tenia una bacchetta
una devalas, Madonna una spettiata in zuzzuco, appunto, mi fate ancora male quando ci penso, perché pensa che ti vemus un santos. E dunque, questo mondo del lingua sarda. Questo non va come te nara ciccitu masa, la seus un trausa, a scuola ce li ho cristiana su sardo, furiausa, alligros intelligenti, santi imparau sa tra lingua, e ti se usi si uso tontus e tristus, perché casinante dirau, insomma, su mellus, io sono sempre aici, però passo passo. Passato a Vincenzo Pisano, certo, passato a una cosa di questo poeta Mannu. Intanto di questa pubblicazione che ha fatto, e te a Ramaduras? Ramaduras è l'ultima raccolta, contiene 45 poesie e in sardo e in italiano, e Ramaduras è un documento nato per Sterri, Floresi e tutto ciò che si usaia da tempi antichi, e poi a Ramaduras si narra su che si ghetta da Posantefis in via Roma, ma è una cosa meda bella, ma non è sta Ramadura. Che a Ramadura vi è questo che si procura ieda, mei vidas, e fianta volla de vroisi, ma fianta pure spuntatura de vroi, fianta pure spuntatura de agia. Quindi la framistione dei fragos, fiata questo che si ponia per corpus domini a un'antesca cappella. Si va a rumbare spipioso, che non poteva buona fortuna. Ma a Ramaduras ho in pure spragei a Ramai ad Uras, che è sabida mia Uras. Quindi contento paghetto adesso coro mio gusto. Però ecco, a proposito del coro, devo dire che è bello medame, noi se uso a pago soros de paschicella, e se uso contento se pregiato, c'è bello calenti, e però sa notte gena come la gente, non ci commenta adesso che hanno pure. Che la gente soffre su chi si soffre di anni, e forse a me si è facile a vincere a Olbia con questa poesia, poi a poco contare un conto, e su conto di Andrea, che non si narra Andrea, hanno altri nomi, e è ambientata pure in Sarruga de Santarega, in decimo, ma sul luogo non è cusso, è su contrasto manno tra Sarruga e Santarega, che accolligenti, vestosa, e un'altra ruga che è leggia, e che accoglie di Andrea, si olesi, si da ligio. Certo. Si passa in Sarruga e Santarega. Si passa in Sarruga e Santarega. Non ti sia da spanto, subiri a riso e pranto in faccia di Andrea, omini mannu, chi moi, e cose sin da riri su dubiri prangendi, ma doi, ingoni spassendi, non ti indarriasta. Che ne traballo, che ne domo, lassau de sa povida, torrau de sa mamma pietosa che li ghetta dai scusi sa megina a suo pratto, e scusi do prangeri, che stiendido in tre sei, e pensendi, che mai di adesso pensau, e su pensai stizzerro e sterchio in suo colo, frastimo a sagittida. Andria, a tutto gida, arzia de cala nel gradino de sa scala, e apri il suo cancello, e poi pensa ia, pago spassos andendi, e pago furriendi, e luego ci torna la pesai. Aici a suo mengiano, e aici a suo merì, finza se scurigai. Parto, tocca d'andai, narada, andai a inni, dove vai da ri, e 10 arriendi, e a poi zarriendi, di scappa suo pranto. Ma tu non ti faccia da spanto, su de pibirandria scivuddau, toccava conca, torrau, casi e pipio, che in moi danti boccio, e interrau d'ogni contento, e lassau in donia sciorroccati abbandonata, a sobento. Siatelo non podisi, in cussa ia, tui, non ti narriesta di Andria, castia e arrenega di doi, che troppus in di deoi cindadi, chi perdendo traballo, antiverdio dotto, fillus, famiglia e domo, saludi e dignitadi. Si passa in Sarruga e Santarega, in cussaia, non arriasta di Andria. Bellissimo. Andria. Vorrei a intendere a distanza di un anno, forroga ancora di bruso, questo sfueddo, e también da volta non si indacattauso dei Andrias che Vincenzo
s'ha presentato in questa maniera, con questi fuegos graisi e veritatosos, s'aiuta a pensare, penso che sa giuria non patento duda, vero Clara? No, Non no, so scerai. sa giuria abbiamo Museo e Cristina, tanto sa cosa si dice in Ma- Sardegna, no? E se non E di là- ne premio che Anna Cristina, dopo che E di là muy bocata, e luego di là No. muy bocata, sa poesia. Poi taga punti vuedos che toccano di aderos sa parte profonda e che per volta sa manco castiaus. Ma poi no, tu vai a come tenere di disoccupazione e fare da numero, no? In statistica narra cada chimbigento mizza disoccupato, non ti dà l'impressione come inteccando due giuste storie di Andrea. Come quello sul dato, Purtroppo numero. cada Invece storia- Andrea è una persona via. Via. In Sardegna purtroppo che non meta, soprattutto giovane, e quindi che non riesce a avere una prospettiva di lavoro, di famiglia, non sono in condizione di poter andare bene. Perché le rate meta, noi siamo in Sardegna precari che sono anni di precariato e non riescono a avere un lavoro in tempo determinato e indeterminato. Quindi cioè sul fatto che la cittadinanza ti dà la possibilità di avere dignità, di non dipendere da altre, di poter fare famiglia. Sono tutti elementi di una società che deve aggiungere sana, che deve aggiungere alle persone che sono in difficoltà. E quindi questa cosa questo dramma, in qualche modo, di Andrea, insomma, secondo me, le ha tolto sul dramma di tante persone che cambiano in Sardegna. Ma secondo Pietro, te, una volli domandai Alberto... scusa. scusa. Scusami, poi da te vorrebbe passare invece da No, stato no, un va bene, premio tanto se dovrei contare de con Viniscola. Poi questa abbreviazione è fatta Occanno, insomma, se friaggio mi pare. A un dei fatti, come ti organizzai, Occanno, e ta vinci i premi undinai, e ta succede. Occanno l'abbiamo usata in una sezione sola. E abbiamo tornato a cominciare che dopo 3 anni che non abbiamo usato nulla, che abbiamo tipo su chi schiamo tutto, che è successo questo 2020, 2021 e 2022. Questa vesta manna che veniva. E tanto chi incarichi abbiamo tornato a cominciare, abbiamo pensato di cominciare in una sezione sola, poi pure, la verità è pure un po' questione di finanziamento. È tutto cosa che non abbiamo noi, sì. Quindi cerchiamo anche noi di non finanziare e di cercare di... Questa è un'attività culturale, vera e propria. E questo lo pongo sempre, siccome sono tesoriere dell'associazione, lo pongo sempre come attività culturale. E pongo sempre Viniscola, una bocca sua può destinare... dinare può anche su questo sprint. Ma su comune si aiuta, su comune in scuola si aiuta o non di domandare se ne manca? Qualche anno ha dato un contributo e cerchiamo da là che magari si va a chiesta e qualche manifestazione organizzata sul comune la che usiamo a tessi tempo, si può sfruttare che così che da noi spuro come se no è una cosa che non ha nata la che nostra forza è chi in sacrificio di Santino, chi non manda né WhatsApp né mail, manda solo littera, quindi su questo non rispondi manca su telefono, pensa. Non rispondi manca su WhatsApp. E tanto a Seriassa Museo, chi sarà Sì, stavo vita. E se lischi. abbiamo dato un premio di una bella, come si nata in location, una domo di un bello luogo. Questa casa Un bello luogo, tancale. questa casa è stata casa domo tancale e abbiamo ospitato sos poetas premiados e tutti i suoi amici che ci hanno accompagnato, abbiamo usato un rinfresco, è stato un bello compito, poi si accattano i poeti tra i suoi si conoscono tutti,
stanno bene, ecco, e a che piacere loro dire tutto pari a Regione, insomma, è una bella esperienza per me che Giuseppe ormai da tanti anni. Però è bello a tornare onori vinzasi a su Rotary, poi tu hai una cosa importante prima, no? Causato su denesi come un miadrojo proprio fare cose importanti per questa gente, e pensavo che questa lingua che è capiata a un altro aspetto culturale come tipo di essere subino, la produzione del subino, sia una cosa importante per questa gente e dunque tocca ad esempio tornare in merito, perché non sempre le organizzazioni tenenti a coro su chi succede in Saidan Soru o accanto. Noi siamo stati metà scorsa, non mi piace contare su che abbiamo usato, tanto sa gente lì che abbiamo usato, quindi noi No, ma scusa un attimo, però diversi anni abbiamo fatto su calendario in sardo. Però tre sono 4 anni e poi l'abbiamo bene, abbiamo ricavato cose, abbiamo ricavato sul primo anno, sanno che vi può sempre zio presidente, abbiamo fatto questo calendario in sardo. Abbiamo bene 2 mesi e 100. Abbiamo fatto più di 2 milioni stando, non mi viti euro. Le cose, e abbiamo scomporato 51 beghelli, salvavita beghelli che l'abbiamo regalato a suoi anziani. Dai su ricavato del calendario in sardo. Abbiamo recuperato. Abbiamo spiegato le poesie di tutti i siniscolesi e abbiamo pubblicato dei mezzi poeti di questo antico, moderno, eccetera. E abbiamo pubblicato una in 2 poesie. È un'iniziativa bella, poi ha risposto benissimo. Un'altra che mi piace, un'altra cosa che abbiamo usato è abbiamo recuperato sul Ponte Erru di Siniscola, che è imbolato su Ponte Erru del 1905, sul 1915. La prima guerra mondiale. E che è imbolato l'abbiamo recuperato e piazzato in noi prima. Ovviamente abbiamo sposto la sponda, però l'abbiamo tornato a recuperare. E sa vita l'ha apprezzato. E questo grazie a queste idee che vengono da tutto canto. Poi su che queria parlare di questo. Donzano noi abbiamo un presidente nuovo per l'associazione. Viniscola non è stata mai in dubbio, mai posta in discussione, può essere presentata a Donziano. Quindi, Donzuno di noi, tutti sono associati del suo club, sono contento di essere Viniscola, che sono contento di su chi data a Viniscola a associazione pure. Che a noi non conoscono grazie pure a Viniscola. Clara, che ne sa portare voi? Le poeta manno. Inutile di presentare un isilese, un ugoreso. Un isilese, un ugoreso. Però posso dire che è una cosa che mi ha puscaresciuto da passata, de Clara, e da Lunai, perché questa è una cosa che fa di onori a tutto canto noso. Clara ha tradotto, ha portato in sardo canto rituale di Maria Carta, che è proprio da torrata a savate profonda di questo canto rituale. E questa cosa è da Donata, mi pare, Nuova Sardegna. Sì, penso che sia sacati di... La Endere. A poco precio, ma la Endere. 6,70 €. Sacata di edicola ancora. Si edicola questa Nuova Sardegna. Canto rituale, traduzione di Clara Farina. Prego, Clara. Tanto, facciamo di Predu Mura. Predu Mura, un poeta, forse uno dei suoi più manni, del suo Noigentoso, nascido in Isili, in su 1901. Figlio de raminaggio, de artisanos de ramine. Su babbo vidi uno arrivari in arromaisca, o arromaiscu, che di adesso è salimba de solim zingaroso, salimba de sol rom, che anticamente vini italiana in Isili e un miracolo che esiste ancora oggi, magari
non sia una meda, sa gente che la conosce, però va per aulas che ancora si impreana e che impreaiana so raminaggioso quando andaiano a vendere su ramine in tutta la Sardegna. Quindi su babbo de Predumura vidi un raminaggio, un arrivari. A Predumura però non la gradai a medas, mestieri de su raminaggio, tanto che a 20 anni decidi di desaviare e andare a stare a Nuoro. In Nuoro pone un neguscio de ramine, però non ha buona fortuna, naramus. Tanto lascia da questo neguscio e si pone da una cartolibreria e comincia a studiare, perché questo uomine ha lasciato scuola con la quarta elementare, non ha fatto più uso di scuola e si è imputato per tutta la vita, tanto che ponzende questa cartolibreria comincia a studiare e si può studiare tutto su che gli passa da in mano, da eso classico a so contemporaneo. Si gojuada a chi imbevizzoso. Però in sa crisi de sos anni 30 de Sardegna non riuscì più ad andare avanti e tanto decidi di andare a volontario a fare questa guerra d'Africa e bimbara 3 anni. Torrada e pro buona fortuna sua agata da in numero intellettuale importante, uno fra tutto Lillino Marchi, che la giovane come tenere ad andare avanti con i suoi studi. E tanto saberidi sa mente de gustomine che aia de sa poesia un'idea solo de sa poesia a bolu, naramuso, e appassionato me da minore de sa poesia a bolu. E comincia a conoscere poeta spagnolo, massimamente García Lorca. E impara da influenzato proprio da García Lorca, tanto che li narrano su García Lorca saldo. Comincia a scrivere in su Gimbantasese, manda da sa prima poesia a Otieri, so Schimbe Orfaneddos, che vinca del suo primo premio de Otieri. Poi manda ad un'altra poesia ancora che è Prena sa notte crarore. Insomma, a un certo punto manda ad una poesia che diventa, come narra Nicola Tanda, su manifesto della poesia contemporanea in Sardegna, ossia da Fippo Operaio de Luca Soliana, in una paragona da su mestieri del su Vrailalzu a su mestieri del su poeta. Cada corfo e martello a Luchia un sole, come te e su trinire di una musica frama mi ingravitava su coro e mi prenava so soccroso d'un mare dei steddoso. Frailargio e cantone sfriscasa e stanarre diventa Frailalzu de cantone noasa, de poesia noasa, cammino a tempur de Luca e Gasiana. Quindi una poesia che è considerata su manifesto della poesia contemporanea in Sardegna. Predumura sono meda se poesia di ammentare ed è buona per fare due e su libero sou che è stato stampato da Nicola Tanda con una bella edizione critica si narra sa poesia di una vita. Ha cominciato la carriera sua e scrivendo in questo che li narrano a locutoresu che poi dal suo punto di vista linguistico non è che esista a meda sul locutoresu, però fini di come tenere riscrivendo in nugoresu che sa limba che il tranzaiada narramo sai limba de saida che il tranzaiada e molto in su 1966. Bendimus tempus barattu. In tempo de oggi questa poesia che noi si sono bendendo tutto, noi siamo bendendo pure suento de Sardegna, mi pare che sia come tenere adatta meda. Bendimus tempus barattu. Chi è compora tempus? Chi è compora tempus sardu? Lu vendimus a horas, a annos, a edades, tempur de provista, tempur giovano, tempur forte, tempur galliardu, tempur d'oro.
Andiamo in arrivo, mezz'ardannos, campora e tempur baratu. Tempur sognau, tempur sospirau, tempur firmu che in frorer de prantu, tempur novo e tempur vezzu, picca è sempre tempus, su tempus ordinare, chi a tempus noisete tempus, tempus. Tempus ardu, tempus antico, tempus eterno, malo tempus. Malo tempus aberu, Un altro esempio di come questa poesia me da volta non tiene tempus, anzi se profeta, penso se dei tempus benidoris, con questo meledu che ha fatto Clara, di avere questa poesia tempus baratto, bendimus tempus baratto, vostra Sardegna è sempre a Dolumanno di oi puro. E poi passiamo a Santino, che oggi fai una cosa speciale, una cosa nudia. Tanti bioga Pietro vota da in co a prendas de goro, che però è de Santino, è sul libro di Santino. E Santino oggi fai un omaggio a sua mamma, che in 20 anni da essere dispedita e di oggi di entregare questa poesia e noi le torniamo grazie se vuole abbracciare con noi questo momento di commozione. È morta in DEO in Cagliari, sul 73. Questa raccolta di poesia mia comincia proprio in questo ammento. 11 a Sant'Andria, sa morte di mamma. 11 a Sant'Andria, vesta manna pro su miracolo a Santo Martino. Su musto trasformato si est in vino, donde cantina tabere saianna. Zio Luisi, uno a sas proscaras, personas che conosco, maestoso, si sinna di savronte e timoroso, prende socorro e lo pone in laras. Chi sias beneitto, es vino e missa, questo sì che l'infunde su garaio, o canno puro che mi vale il raio, si buffabba, manco a scommessa. Pizzinno, sa si cagna il zavinida, a porride sa stassa, sa sazzade, questo san benedeu e olvidade, sa stribulias che bordassa vida. E che na paso, caras fas pienas, prenan tassas sedidas, ma intanto, in sa notte si pesato nu canto d'amorosas e durches cantilenas. Ma pro te, Sant'Andria, sfortunata, no a porri consolo e né contento, è fatta santa, da su pattimento o mamaona ti che se andava. In su letto e spinas intrezzido, mai un lamento ti ha poi inteso, nemmanco in su momento che ha scompreso che su luchinzo e vida vi finito. Canto per mannor finis or fastizos, tu evis prus affabile e serena, certo pensando de non dare pena a sos prus che amaias, nanni e fizos. Quando e godire vi benni da sora, casa famiglia appena sistemata, sa morte impiedosa, in d'una ocrada, da questa vita ti caposte vora. Ma tu e non ser morta, cara mamma, s'amore sparto, che in manor de oro, a tincheso un voco, intro su coro, che manco morte in distuta savrama. Grazie. Grazie a voi. Questo applauso è per voi e per mamma tua. Grazie. Con questa sprendas de goro. Grazie Santino. Poi magari dopo ti domandavo se atturava qualche tempo su, magari si legge pure una poesia che ha vinto su premio Veniscola. Ma poi ma voglio tornare a su premio del traballo e cittadinanza, poi a pizzo è tre sezioni, se mi pare che ci punti, no? È una sezione
dedicata a Salimba sarda, a Salimba salighera, italiano e tutto quanto. Poi c'è prosa, giovane, su come ti funziona. La cantusesa tra ballai a pizza questo... Una bella organizzazione. In cantusesa, c'è un montone di cose. Ha fatto sua differenza. Su sindacato. Tutto su sindacato. Beh, abbiamo rifido, insomma, in qualche modo dare la possibilità a tutti gli idiomi che abbiamo in Sardegna di poter partecipare a questa cosa, ritenendo che sia Salimba nostra, insomma, deve essere universale, nel senso di dare la possibilità a calare a stare barchino, a Saligaresu, a su Campitano, a tutti, insomma. Tutto il lima che ci quindi stanno in Sardegna. questi vedi un premio per una persona, però dobbiamo dare possibilità a tutti di poter partecipare. E pure a italiano, ma italiano. Insomma, vabbè, comunque sono rivida, è pure italiano, insomma, questo premio. Quindi, l'organizzazione, poi, l'alleata bene questa cosa, poi abbiamo saputo un successo, abbiamo saputo un meta attestato di stima, non solo in Sardegna, per quanto riguarda il suo sindacato, ma soprattutto pure in continente. Cioè, ha pappi la possibilità di mi confrontare con colleghi che sono bene a suo premio per questa famiglia dei Bonfanti e hanno riconosciuto poi la disabilità pure della sorella mia, non eravamo in famiglia, ma deve fare questa traduzione. Quindi, a su continentale che è il Veneto e poi l'ha pure questo libro, l'ha distribuito a tutti gli organismi nazionali. Che costo, no? Sì, costo, sì. La devo dire. L'organismo nazionale hanno potuto vedere questa traduzione in italiano e quindi hanno apprezzato ancora di più questo tipo di concorso che abbiamo fatto. Insomma. Bene, Meda. Invece a Vincenzo Pisano, ma tu stai organizzando un concorso, un premio, e tutto si fa, e Denisi, poi pronto? Stiamo preparando un altro festival che adesso verranno passando che bene. E poi stiamo scrivendo. Ah, un di Duvadesi. Di Osafai Oristanese, penso. Ah, Oristanese. Osafai Oristanese, questo si accompagna da Musinza, a me no, però questo vuole fare. Cindaduna, ma... È figlio Deus, come si dice. Sì, Cindaduna non si indiolli da andare, vai compagno, evidentemente ti piace questa poesia. E quindi siamo, come ti sei nata, siamo sempre nutrendo da poesia, delle cose perché tutto che leggo, che però scrivo, però mi bene che leggo. E quindi leggo, non mi ricordo mai poesia mia, però poesia degli altri mi la ricordo. No, ma il presidente pure del premio narralo de Elmas o Tesinara Sumasu. Ah, ma non ti piace scoviare. Ah no, ma è poi... Non ti piace scoviare, che questa gente non riuscì di gusto. Ma con Clara lo fai da tua qua in presidente onda. con buona compagnia di questo premio che ormai è di già 30 anni, è un premio serio, ma ce n'è stato pure meno serio. Sei presente pure di questo premio, aiutami tu che non mi ricordo. Io dico gusto perché sono in pari con te così in giuria. Di Ottana e sei contento che in questa torrata che ha fatto Occano e premio ha potuto sopravvivere di vincere una pariga. E questo mi consente di incontrare queste persone che non mi incontrano. Aspetta, abbiamo deciso di non partecipare perché siamo stanco, però poi mi è mancata a me. Non mi è mancata questa poesia, esatto, mi è mancato questo incontro e mi è mancata questa che si nata il full immersion che si fa e quindi di vivo di gusto, mi nutre l'anima e quindi ecco, faccio mille cose se cento con questa gana che mi parla di fare queste cose, ecco. Chi posso, io voglio leggere una cosa. Poi sei troppo contento del suo tema che anche scioperava, è giusto altro tema puro. Poi è giusto a chi stonai in poesia de granitos, de nurages, de brevesi e de pasturas, però tocca a promuovere altro tema puro, quindi giusto questo tema e giusto altro tema che punti proponendo in noi, impari a gusto questa violenza a pizzo di femmine che tocca da
a do vai pro teatros. E sasa parigi, fuedo de poetas. Fuedo de poetas, s'ascoltantes intendenti, andende per essa notti a intre sombra longa dessa luna. A nodas di organo trinint in sairi, che sparatori e vesta arziant si spalzinant in su gelo lucentes e colorius, comente castiadas limpias de vipius. Fuedos de poetas, lambrigas lieras, chi torrant a basciaia per la pellu, ligeras e moddis comente frocus de ni, a coperri is dolore dessa terra, a sustanziai animas in disconsolo. Fuedos de poetas, versus a bolo, concordia de cantos, sprondius atteso, cade is arrenconis de su coro, anca s'affanno, e sempre brumano, sempre profungudo e marigoso, anche prusarbigao sadioso, e su pensamento e liaga scarangiada, a intregustasimada, longa e intristida. Fuedos de poetas, podessi ti bastai, po questa vida, podessi t'abbrandai su dolori, studai s'abrugiori de mille e mille fogos. Fuedos de poetas, a imprentai in spipia dei ogos d'ogni speranza, avettendi con bondade e pazienza chi passi costa notte de temporadas, de anima furadas, de coscienzias fettas, bastessinti fuedos de poetas. Bastessinti. Bello. Pietro Brundu, Calivia sa poesia invece che ha vinto Cannu. Cannu ha vinto Teta Becciu E si da leggi tu? Si da leggi tu. e si ferra Samudesa. Sicuramente arrivendi già a ci tenevo ancora Pedro Mura. ci tenevo ancora Pedro Mura, dunque se mo mi fa piacere ascoltare questa poesia e poi dopo torrao su un Clara Farina. Il Siferro è Samudesa. Abortas, intros iscuro tuvucco de sa regione tua, o su tempus e sa pamida, son per aulas che nachisciu per uno e ne capia, saberiti una vrisida e luce e torras in te, induna. Vorreiolar de ammentos, che schintidiar de vocu si pesan a bolu in su che lutou e neula, e torran a dare, mazziner de un tempo scolado, pinturas astraidar de sardier de cando vistisan. Sorre estimava, custa ternura in sos oios tuos, canta ternura in sos oios tuos. Torras a vivere sa contentesa e t'ammentare su numene tu e la bochinas as infinido. Se besta schizzos e boques de chi è t'ati stimado e lacrimar de amore ruen a terra. A poi si sgarro in duna, si cunza te resta solo, si scurumurino la sende din su coro arvos che naidos. Peri a un atter arco e chelu a incumentare giaridas e temporadas. Torras a falare il sinferro e samudesa, a dura suspesa a su vilu e sa vida, consumida, che ni schide chi esese e nemmanco chi è visti, s'intrighino tou in sisetto e susero. Teta becci. Grazie. E dunque, grazie. Noi siamo Grazie. Grazie. In sunteris chi Clara. Ma Clara, e poi si porta in questa bella Clara. poesia, Prena sa notte cararone, Sì. che ha vinto un premio, ma è diventato canto e tutto, con un coro de Nugoro, dunque è cantavo. una poesia di Portumanno e non so, La te ne ho principia preso. vina sei su di meu, commente io non potorero in su 1999. Dunque, è una cosa che io narrare è che questa poesia fa che comunità, questo è un tema importante da trattare, che sui poeti come te narraia Vincenzo, che si agattano e che si cambiano e che va che in amicizia, ecco, va che in comunità, questo è un passaggio importante da. Prena stanotte che errore. Notte, Sant'Antoni meu mi pizza. Focos nurachicos de chinniperu a chercoso, deliches e de sarmento si scuru e spantan de rujo.
Massaggios e pastorese, bardaneris in custora caente de sardu iannariu di stiu, gozos de framas ti pesan, gozos de framas ti pesan. Frore, sa scara salutta, sutta sa notte isteddada, senza crarore di luna. Prena sa notte crarore, de focos nus canter d'erba sae, de boques campanileras. Sant'Antoni meu notturno, tu eis che Spiritu Santo. Tu eis qui sas marranias de costo predoso canto. Tu eis qui sas marranias de custo predoso canto de su baron bimbò. Attivi, santo e su foco, offerto e sacrificau o Sant'Antonio e su porco. Attivi, sardigna fido a granu e a spica. Sussidiu chi biba sabba, sussichizzone sa morte e iscramente morgurio, lugurio, uno cabaddu e foco. Quando uno intendi questo suedo, se lo intendi di questa oggi declara, sciri esattamente sul logo a sugai apparteniti. Intendi proprio, fai sul logo di anche uno si intendi di essi. Grazie Cristina, siamo amiche, no? No, Un conflitto di interessi. Ma infatti a me da volta sa, è stato un grande onore essere amica di Clara, però quando uno ha la abilità di tanto se uno non ci crede poi sta bene, no? Conflitto di interessi. No, è una cosa che non è sta Izia, commenti. Beh, dopo salutare a tutti, facciamo su tempo, se non dite ne usato, dunque da questa puntata pure, sta de 11, mi pare che sentatura su Nascetti, sa gira che bene, ma poi salutiamo a tutti e poi salutiamo a Nicola Loi pure. E tanto salutiamo a Clara, torrendo di grazie a oggi importante che grazie a questa televisione aura, questa televisione salda. Sì. Aura in manna. Grazie. Alberto, vostra testimonia che sapete io, ma vince se può questa cose importanti che hanno fatto a capendo questa poesia su Sindacao in un altro arragionamento, ma che in un'altra puntata o che io comprendo che è anche una cosa di Bruso, non basta, da suo tempo non basta. Va bene. A Vincenzo grazie per questa poesia sua e augurio su tutto su che si effendi e a si torna che intendi sempre con poesia e in salute. Grazie a Pietro Brundo, grazie, augurio a vostro puro che si spera di sini scuola e vini scuola sienta compresa come ti desigiaisi e a Santino Martello grazie di questa testimonia e insomma adesso che ti vuoi e voi sa serrata a Nicola Loi e sono curioso di intendi e ta regala e ta istrina sa questo una serrata in serenità. Buona dia serena. Si anda bene, noi torniamo grazie a Anna Cristina Serra e a vosaltros che se seguiu questa gira pure. Sattovio e poi sabato vieni, di sempre a noi ora quarto di Ammerì e dunque grazie e noi ascoltiamo questa bella poesia di Nicola Loi. Buona die. Chi sia che a Franzu salute manzanile e raios d'oro e chi non sia su momento lanzo abbondanzioso sia proprio su coro. A te profumata passionera, chi inghiriata ses da vesbiundas. Buona die. Sia data con manera da il mare d'arrive con sasundas. Buona die con ventos di amistade, chi oltre di amore d'ogni guerra, chi sia davvero sa realitate, chi sia che murra d'ogni contierra. E so soldados drommano un isu, chi lo lascia passare che umanos, chi li storre in larasa, cudurisu, pro vivere bene atteros beranos. Buona dia di naro amica mia, chi sia sdesso tempo scucuzzata, ti queria cantare in poesia e stanotte a ti fare serenata. Sa buona ora con sincerità, ti sia che l'umera, che una ghia, che sa bandera dessa libertà
a pasinsarte sempre fantasia. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Autonoma della Sardegna, imprentas 2022-2023, le regionali 22-2018, articolo 22.